Nuovo capitolo del caso Mario Balotelli. Dopo che il presidente del Brescia Massimo Cellino ha chiesto la risoluzione unilaterale del contratto, l'attaccante si è presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia 20 minuti prima dell'inizio dell'allenamento. L'ingresso però gli è stato negato e Balotelli, ai cronisti presenti, si è limitato a dire «Adesso dite che non voglio allenarmi». L'accesso è stato negato in quanto il certificato medico, inviato da Balotelli, è arrivato oltre l'orario di lavoro, rendendo impossibile la comunicazione all'INPS. Il Barcellona è sempre più convinto di acquistare Miralem Pjanic. A riportarlo il sito del giornale catalano Sport, sottolineando come l'allenatore blaugrana Quique Setién e i dirigenti del Barça, pur stimando Arturo Vidal, ritengono il bosniaco della Juventus più funzionale al gioco della squadra. Il Barcellona, secondo Sport, sarebbe disposto anche a spendere tanti soldi nel caso non vadano in porto le trattative per una contropartita tecnica da cedere alla Juventus. Il giocatore non sembra intenzionato ad ascoltare per ora le proposte di Chelsea e Paris Saint-Germain finché non sarà definita la trattativa con il Barcellona. In Francia sono sicuri, il Paris Saint-Germain si è fatto avanti davvero per Sergej Milinkovic-Savic. L'EDS Sport parla di un'offerta da 60 milioni di euro già spedita alla Lazio, no secco dei biancocelesti. La cifra è troppo bassa per Claudio Lotito, che sotto il muro dei 100 milioni non ci pensa proprio a scendere. L'EDS Sport parla di una trattativa comunque impostata, con le parti pronte a raggiungere un accordo. Attenzione però, perché sul calciatore serbo ci sono anche Real Madrid e Manchester United. Tornando ai parigini, dopo il colpo Mauro Icardi, il direttore sportivo Leonardo si è tuffato a piedi pari in un'altra operazione come quella relativa a Milinkovic-Savic. La Lazio ha la voglia di trattenerlo, almeno fino a quando sarà possibile, inseguire il sogno scudetto. Il Barcellona sogna Lautaro Martinez, forse anche qualcosa di più, ma la pandemia da coronavirus ha creato non poche difficoltà anche al club blaugrana. Il mercato è ancora molto lungo, quindi la partita relativa al giocatore argentino non si deve giocare obbligatoriamente subito. C'è una clausola valida solo nella prima metà di luglio, ma la cifra di uscita, 111 milioni di euro, è innanzitutto un punto di riferimento, visto che nell'operazione entrerà almeno una contropartita tecnica. Come detto, i soldi da investire quest'estate potrebbero essere meno, viste le difficoltà delle società di trovare liquidità. Il Barça, come potenziale giocatore a parziale conguaglio, potrebbe offrire Dembélé, Coutinho o De Jong. Stando però al mondo deportivo, c'è una nuova offerta per il Toro, 70 milioni di euro più il cartellino di Firpo, valutato 41. Il terzino dominicano naturalizzato spagnolo, che è certamente un elemento di interesse anche per l'Inter, ma di qui ad accettare di acqua sotto i ponti potrebbe passarcene. Insomma, questa ipotetica nuova offerta, più che una svolta, ha tutta l'aria di essere la conferma di come in Catalogna non riescano proprio a trovare la quadra.